riaperto al cimitero di Bonamorone con una messa dell'Arcivescovo. Ad Agrigento un incontro nell'anno europeo delle competenze. Manager della sanità resteranno fino al gennaio 2024. La migliore cura, dice Schifani, è la prevenzione. La protezione civile è un fiore all'occhiello. Calcio con le notizie che riguardano l'Akragas. Benvenuti su TVA Notizie. Riaperto ad Agrigento al cimitero di Bonamorone il sacrario militare. Oggi la cerimonia con una messa celebrata dall'arcivescovo Alessandro Damiano, il servizio di Arturo Cantella. Un momento importante, questo si riprende in vista anche dei morti, si riapre il sacrario, è un luogo al di sopra di ogni credo politico, religioso o quant'altro. Sì, finalmente dopo un decennio di vergognoso silenzio siamo riusciti a riaprire il sacrario grazie all'intervento del commissario Norcaduti, il generale Polè e i suoi collaboratori. Dopo 2 anni di interlocuzioni, di sopralluoghi ai quali sono stato sempre presente, sono iniziati i lavori, da poco che sono stati terminati, abbiamo realizzato tutto quello che voi vedete qua, abbiamo messo 2 pennoni con le 2 bandiere italiane e penso che questa è una cosa fondamentale per una città. Io ho riaperto e ridato alla mia cittadinanza un monumento di un alto valore storico, culturale, artistico, religioso. E poi lasciatemi dire, la memoria è fondamentale per i nostri figli, per far capire cosa vuol dire cadere in guerra, per far capire il disastro che la guerra realizza. Qui abbiamo 156 caduti in guerra, 12 della prima guerra mondiale, 144 della seconda guerra mondiale. Ricordarli e onorarli penso che sia un dovere di tutti i cittadini. Si riconsegna alla memoria cittadina, alla memoria collettiva, un luogo significativo, un luogo degno per accogliere, si usa dire, i resti mortali, ma qua non si tratta solo di resti mortali, si tratta di accogliere in un monumento degno di questo uomini che sono morti per la realizzazione di un sogno, quello della pace, una pace che tarda a manifestarsi. In questo frangente che stiamo vivendo anzi sembra che si facciano passi indietro, ma questo, ripeto, è un momento significativo per la nostra città, ma per tutte le forze armate. La memoria dei caduti rimane occasione per fare silenzio. Io sono convinto che nel silenzio si comprendono tante cose importanti che nel vociare continuo che c'è dappertutto si possono smarrire. Io penso che le riaperture dei sacrari, a parte questo di Agrigento, sono tutte importanti, perché per noi sono luoghi sacri dove vengono custoditi uomini, soldati che hanno
dato con il loro massimo sacrificio la possibilità a noi tutti di vivere in una Repubblica democratica e libera. Sicuramente hanno un particolare significato, sono luoghi, dicevo prima, sono luoghi sacri, quindi sicuramente essendo per noi luoghi sacri, noi ci teniamo particolarmente alla memoria che dobbiamo lasciare ai giovani, che sono gli unici testimoni di questa grande possibilità di ricordare e di ricordare sempre la nostra libertà, e lo hanno fatto per noi, quindi sono luoghi sacri, quindi rimaniamo nella sacralità del posto. La formazione e le politiche attive del lavoro nell'anno europeo delle competenze, meeting ad Agrigento. La formazione alle politiche attive del lavoro nell'anno europeo delle competenze ad Agrigento, capitale italiana Cultura 2025. Oggi si discute e si approfondiscono le tematiche del mondo del lavoro, in particolare in un mondo del lavoro che giorno dopo giorno si arricchisce sempre di più competenze. Oggi abbiamo voluto dare avvio a questo meeting, la formazione alle politiche attive del lavoro nell'anno europeo delle competenze, per dare diffusione al lavoro che è stato svolto in questi mesi per avviare il programma GOL. ANVOP è all'interno dei tavoli convocati dalla Regione e dai dipartimenti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con gli assessorati per avviare questo programma. Devo dire che l'amministrazione ha lavorato bene, che i funzionari e i dirigenti hanno trovato soluzioni per i problemi che si erano posti avanti, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. E tra l'avviso 1, l'avviso 2 e l'avviso 3 abbiamo la possibilità di orientare e formare i nostri concittadini che hanno la necessità di ritrovare lavoro e di ritrovare la giusta formazione. Siamo qui, avremo tanti ospiti d'eccezione che parleranno proprio di formazione e di politiche attive del lavoro. Una giornata importante oggi su formazione nel mondo del lavoro, con tanti partner per dipanare una matassa complessa visto le tante opportunità che ci sono. Sì, è una fase molto delicata e storica per l'Italia e soprattutto per la nostra regione siciliana nell'ambito del programma GOL, garanzia occupazionale per i lavoratori, e soprattutto per quello che è il supporto lavoro e formazione per i percettori, ex percettori di reddito. Oggi abbiamo voluto con la nostra iniziativa coinvolgere l'amministrazione regionale, tutti gli stakeholders e gli operatori impegnati in questo vasto programma. È una giornata di condivisione, di analisi, di approfondimento, di ispirazione. Vorremmo dare anche dei consigli tecnici agli assessorati, al Dipartimento Formazione e a quello del lavoro. Abbiamo la fortuna di avere i due direttori generali presenti che certamente, conoscendo la loro disponibilità e sensibilità, raccoglieranno tutte le istanze del territorio, degli operatori e della platea che è impegnato su queste importanti iniziative che, ricordo a tutti, sono fondi del PNRR e fondi che l'Italia e l'Unione Europea mette a disposizione delle regioni come la nostra. Buongiorno, sono Patrizia Caudullo, responsabile regionale di ANPAL Servizi, la società in-house del Ministero del Lavoro che si preoccupa di far sì che i programmi nazionali come il programma GOL o anche altri interventi come il futuro piano nazionale giovani e donne possa essere realizzato dagli enti locali, dalle regioni nella maniera più omogenea possibile. E qua oggi siamo proprio per il programma GOL, il primo intervento strutturato nella riforma delle politiche attive che prevede che per ogni soggetto vi sia un percorso personalizzato che lo accompagni fino all'inserimento lavorativo. Il programma GOL è appunto un intervento che mira a rendere più occupabili i soggetti, quindi è mirato più all'occupabilità, a fornire gli strumenti utili alle persone affinché questi poi abbiano la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Non riguarda, anche se la finalità è l'occupazione, perché gli interventi che ci sono per l'occupazione magari sono più mirati alle imprese, i bonus occupazionali e altre modalità, però è importante perché si innalzano le competenze dei lavoratori. Quando si fa un ragionamento di integrazione, di politiche e di risorse strutturali, è chiaro che bisogna anche capire i target che si vengono a intercettare, e infatti questa giornata è fondamentale perché si deve lavorare
lavorare insieme affinché i vari interventi finanziari non cannibalizzano le stesse risorse umane. Mi spiego, GOL magari interviene su alcuni target ed è chiaramente PNRR, quindi è una tipologia di risorse differente, e poi abbiamo magari gli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus che intervengono magari sugli stessi soggetti con altre risorse, altre modalità. Quindi lo stare insieme, l'essere in rete ci consente proprio di far sì che tutti possano avere una politica senza che vengano caricate sulle stesse teste. Lo sappiamo bene che il programma GOL prevede un intervento di circa 4 miliardi e 4 da spendere entro il 2025, però sappiamo anche che la regione siciliana ha una fetta sostanziale di queste risorse. Si parla per la regione siciliana di 10,78 punti percentuali, quindi vuol dire circa 500 milioni, e se poi lo paragoniamo a un altro programma che avevo già citato all'inizio, del programma Giovani, Donne e Lavoro, sono altri 5 miliardi e mezzo, e siccome i target sono sempre target che vedono in maniera negativa la situazione in Sicilia, perché come sappiamo abbiamo un'alta percentuale dei NEET, un'alta percentuale di donne che non lavorano, ecco che anche lì si pensi che gli interventi, le risorse attribuite alla regione siciliana saranno ingenti, e quindi è necessaria una buona programmazione, quindi di una migliore spesa, ma non tanto per spendere ma quanto per raggiungere obiettivi condivisi, quello di inserire le persone più fragili del mercato del lavoro nel mercato del lavoro. Dottore Pasquale Patti, direttore dell'Ufficio del Lavoro di Agrigento. Ecco, un momento importante questo organizzato oggi qui al Villaggio Mosè, dove vedo un confronto tra esperti sulle nuove politiche del mondo del lavoro. Ecco, il ruolo vostro dell'ufficio qui ad Agrigento è un ruolo importante. Sì, certamente che è un ruolo importante, perché siamo il punto di riferimento del territorio, del Dipartimento Lavoro. Chiaramente è un momento particolare che stiamo vivendo, poiché questi cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti stanno portando una serie di problematiche, come tutti i periodi di transizione, che stiamo cercando di affrontare in maniera quanto più ottimale possibile. Questo convegno oggi, dove sono riuniti tutti gli esperti e tutti gli attori del settore, è un momento importante per fare il punto della situazione e cercare delle soluzioni quanto più adeguate a questo nuovo percorso, affrontato in maniera coordinata e in maniera adeguata. Grazie a ISORS oggi abbiamo questa possibilità di essere seduti tutti attorno a un tavolo e fare il punto della situazione. Quindi vediamo. Penso sarà presente pure la parte politica, faremo in modo tale da trasferire loro quelle che sono le esigenze del territorio. Un momento importante dove si parla appunto di occupazione di lavoro, considerando anche i tanti fondi che ci sono con il PNRR. Ma sicuramente un momento importante di confronto soprattutto con gli operatori sul campo, con le agenzie per il lavoro, perché sono i nostri interfacce, i nostri collaboratori principali, perché far sì che questa nostra mission di occupabilità dei lavoratori possa andare a buon fine. Dottor Iacono, ad Agrigento anche lei qui nel Maggiore Ispettorato del Lavoro? Una sua considerazione anche su questo momento? Momenti come questo sono necessari per coinvolgere la gente nelle politiche del lavoro, che sono poco veicolizzate e pubblicizzate. La Regione oggi è orientata per rivedere l'organigramma della Regione, rigiovanire il personale, regolarizzare il personale ancora precario. L'ispettorato di Agrigento è sempre presente, come il Dipartimento è sempre presente di fronte a queste iniziative. Tutto qua. Agrigento sarà la capitale della cultura nel 2025, anche in materia di lavoro parteciperemo per lo sviluppo della cultura di Agrigento. Sulla sanità in Sicilia vince purtroppo la politica e così arriva la proroga per i manager. Margherita Truppiano.
Alla fine la regione siciliana si affida al vecchio adagio nulla è più definitivo del provvisorio e proroga i manager della sanità ufficialmente fino al 31 gennaio, ma la gestione potrebbe anche andare oltre. Secondo il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro, le nomine si trascineranno fino alla finestra preelettorale delle europee, durante la quale per legge il governo regionale non può fare nomine, e conferma che la proroga non farà altro che mettere in stand-by tutte le criticità del sistema sanitario regionale. E dunque il governo Schifani, per non scontentare nessuno, lascia che tutto resti uguale a se stesso e motiva la scelta affermando che si è resa necessaria al fine di garantire la continuità gestionale e funzionale degli enti fino al completamento della procedura di selezione dei nuovi direttori sanitari e amministrativi. E la dichiarazione è contenuta in una nota ufficiale di Palazzo d'Orléans che utilizza motivazioni che forniscono una spiegazione che lascia intendere che si sia agito con metodo per una finalità di buon governo, mascherando invece che l'idea ha una squisita natura politica, perché di fatto il 7 novembre l'Assemblea dovrà esprimersi sul collegato Ter, che potrebbe diventare motivo di contese e risposte belligeranti tra le varie parti politiche. Pronti all'azione, come comportarsi in caso di emergenza. La campagna della protezione civile a Palermo fino a domani. Il presidente Schifani dice la migliore cura è la prevenzione ed elogia la protezione civile regionale. La prevenzione è essenziale, è indispensabile, prevenire è sempre la migliore cura in un paese civile come il nostro, in una terra che ha bisogno sempre di più di attenzioni, non perché chiediamo mai qualcosa con il cappello in mano nei confronti del governo nazionale, ma perché vogliamo riconosciuto quello che è il nostro diritto di sopravvivenza, di adeguatezza di una qualità della vita pari a quella delle altre regioni. E ritengo che questa regione, con le giornate come oggi, con una protezione civile che è un fiore all'occhiello, sta dando prova di potercela fare. Centrale operativa unica? Sì, l'ho fortemente voluta, la realizzeremo, l'ho detto giorni fa in assemblea, abbiamo già individuato i locali, è stata una mia iniziativa ferma, decisa, perché non potevo accettare che in momenti di emergenza come quelli che ho vissuto due braccia che dovevano lavorare insieme lavoravano separatamente, non per colpa loro ma per colpa di una organizzazione che non sto qui a commentare, che si commenta da sé. Si chiama Insieme per l'inclusione, l'evento organizzato dall'associazione L'Arca di Noè, svoltosi ad Agrigento presso l'Istituto Comprensivo Anna Frank, diretto da Alfio Russo. Tra gli argomenti, l'insegnante di sostegno, una risorsa per rispondere alle maggiori necessità educative. Arturo Cantella. Insieme per l'inclusione, un progetto di cui si sta discutendo qui all'Istituto Anna Frank, alla presenza di esperti, formatori, psicologi e staff docente. Sì, abbiamo voluto realizzare questo incontro anche grazie alla sollecitazione dell'associazione Arca di Noè, per dare modo agli operatori che si occupano dei soggetti con bisogni speciali, siano essi con disabilità, con bisogni educativi speciali di altra natura, di potersi confrontare e di poter discutere insieme di quelli che sono proprio i fattori che determinano l'inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale per garantire il benessere, la sicurezza, il fatto di sentirsi a proprio agio a scuola, e questo lo dobbiamo garantire anzitutto ai soggetti più fragili. E quindi mettere insieme oggi docenti, assistenti alla comunicazione, genitori, psicologi, esperti di vario tipo ci serve per creare le migliori condizioni affinché l'inclusione venga realmente promossa e portata avanti all'interno. Ecco, qual è la situazione all'interno degli istituti cui lei dirige? In questo istituto noi abbiamo oltre 35 bambini con disabilità, molti di essi anche fruiscono per fortuna del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione che il Comune di Agrigento, per esempio, quest'anno ha fatto partire sin dal primo giorno. Credo che sia questa una conquista di civiltà, e quindi mettere insieme lo specialista insegnante di sostegno con l'assistente all'autonomia e comunicazione e i docenti curriculari sin dal primo giorno consente di garantire una qualità del servizio scolastico certamente di primo piano.
Assessore, oggi un'interessante iniziativa sull'inclusione, diceva il dirigente scolastico Russo che il Comune di Agrigento quest'anno ha immediatamente dato via al corso, un sicuramente traguardo importante. Sì, un impegno che siamo riusciti a mantenere, abbiamo iniziato a lavorare già dal mese di luglio ed agosto per garantire l'avvio del servizio assistenza e comunicazione in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Dicevamo durante gli interventi che è un processo amministrativo e didattico che non vede antagonisti ma vede soggetti parimenti protagonisti. Su questa linea ci siamo mossi e siamo riusciti a garantire l'avvio del servizio già dal primo giorno di scuola. Garantire il benessere dei bambini speciali all'interno delle nostre scuole è il nostro obiettivo primario. Si riescono a coprire le tante domande che ci sono, le richieste? Noi siamo riusciti quest'anno a garantire in toto le richieste sia come numero che come monte ore. È logico che dobbiamo fare una grande azione di tipo amministrativo e contabile per fare in modo di garantire la copertura finanziaria di questo servizio, ma questo è un obiettivo che gli abbiamo promesso e ci promettiamo di mantenere sia per il corrente anno scolastico che per quelli a venire. Parliamo di questo progetto all'Istituto Anna Frank, cui lei è relatore, che parla di inclusione. Ecco, cosa vuol dire inclusione e se è possibile, diciamo, ai nostri tempi una giusta inclusione? L'inclusione è una questione di comunità, includere vuol dire non mettere il bambino solamente in un centro abilitativo di tipo psicologico e quant'altro, ma fare in modo che le competenze acquisite vengano spese nella comunità, e la comunità per un bambino solitamente che ha bisogni educativi speciali sono due, sono la casa e scuola, e qui appunto siamo a scuola e tutte le figure coinvolte in questo percorso abilitativo hanno un ruolo centrale per portare, e la rete è fondamentale, ciò che viene fatto per esempio in un centro all'interno di un contesto naturale. Per fare questo ci sono delle figure fondamentali, l'insegnante di sostegno, ma anche l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, che appunto se segue una programmazione comportamentale può favorire delle abilità sociali della persona con bisogni educativi speciali pagate dal comune, quindi sostenibili per la famiglia. Però l'evento è importante anche per questa rete che si è creata, perché tutti gli attori coinvolti in un percorso di abilitazione sulle autonomie personali e sociali della persona con bisogni educativi speciali sono qui, e mi auspico che sia l'inizio di una interazione, di una rete che garantisce sempre un successo. Da componente dell'Associazione Santa Cecilia e del coro parrocchiale di San Vito a Maresciallo dei Carabinieri, parliamo della giovane agrigentina Giuliana Maria Arcuri, 21 anni, la quale ha coronato il sogno di vestire la divisa scegliendo quella della benemerita Arma dei Carabinieri. La giovane ha prestato giuramento a Firenze presso la scuola allievi sottufficiali. Il dottor Diego Virgone, nella foto, direttore sanitario del centro analisi Biolab del villaggio Mosè, è stato eletto tesoriere della Federazione Nazionale dei Biologi. Diego Virgone è un patologo clinico con una lunga esperienza nel campo della ricerca. Vediamo chi ha vinto la seconda edizione dei Giochi senza quartiere a Messina. Si sono chiusi i giochi senza quartiere, attività sociali, attività di sport, anche con l'idea, probabilmente dell'amministrazione, di creare il grande coinvolgimento a cominciare dalle periferie. Sì, esatto, i giochi senza quartiere sono stati pensati lo scorso anno proprio per coinvolgere tutto il territorio comunale. Infatti sono ideati e pensati con e per le municipalità, affinché tutti i giovani si sentano parte di questo territorio. Abbiamo cercato di portare sempre nuove attività ludico-ricreative e siamo partiti da Piazza del Popolo, Piazza Casapia, quindi dal centro, dalla quarta municipalità, fino ad arrivare a Massa San Giovanni. Siamo andati a Villaggio Ceppa, a Briga Marina, a Villa Sabin, insomma abbiamo coinvolto l'intero territorio in quello che è un progetto di inclusione fondamentalmente. Perché volevamo anche creare al contempo, durante queste attività ludico-ricreative, un momento ovviamente di spirito e senso di appartenenza rispetto a quello che è il territorio comunale che loro vivono e che loro stessi a volte non conoscono, creando questo legame e quindi vivendo proprio la propria città. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro per quanto riguarda le politiche giovanili? Probabilmente ci sarà anche una tradizione dei giochi senza quartiere e poi?
Sì, esatto, questi diventeranno un appuntamento fisso, questo è già il secondo anno con un nuovo format, perché nel tempo si cerca appunto di lavorare a quelle che sono state magari le criticità e a migliorarsi sempre. Nel frattempo stiamo cercando di coinvolgere i giovani attraverso progetti di formazione, borse di studio, quello che è appunto il concept di Young Me, con cui è nato il sito che abbiamo pensato come assessorato alle politiche giovanili, che appunto è un concept, ovvero informare, formare i giovani del territorio comunale di Messina. Al di là del taglio del nastro, del bel momento, che è sempre un arricchimento culturale, perché sport, cultura e anche crescita, ma voi cosa ne pensate? Una cosa molto interessante e soprattutto utile, perché permette ai ragazzi, chi non ha una preparazione adeguata può iniziare, e chi invece ha una preparazione adeguata può formarsi, di fare dell'attività fisica sana e all'aperto. Ci troviamo a Sasi, che è la principale frazione di Calatafimi Segesta, è stato fatto dopo il terremoto e si cerca di migliorarlo, abbellirlo con questi progetti. Infatti qui c'è un parco per bambini, come si può vedere attorno, che permette a tutti di divertirsi un pomeriggio. Mancava perché non c'erano delle attrezzature per fare dell'attività fisica all'aperto. E per fortuna il comune ci ha pensato, grazie all'amministrazione, consiglieri, a tutti. Avete forse voi nel tempo fatto istanza per chiedere qualcosa del genere? Non in via ufficiale, si parlava per fortuna c'è un'amministrazione giovane e dei consiglieri giovani che, ascoltando i ragazzi, cioè non solo noi, anche tanti altri ragazzi hanno chiesto, e per fortuna siamo stati ascoltati. Non è vero che non si viene mai ascoltati comunque. Di ogni attrezzo potete vedere le varianti, come può essere utilizzato, che tipo di esercizi svolgere e quindi quali distretti muscolari andiamo ad allenare, pure per essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Forse ne parlavate così al bar, nei ritrovi comuni? Tutto è nato da Vincenzo Alcamo, che quando siamo saliti al consiglio, come consiglio di maggioranza, butta una battuta e dice: Peppi, adesso che sei salito devi fare questa palestra all'aperto che ogni giorno ci andiamo ad allenare ad Alcamo. Abbiamo avuto l'occasione col sindaco di questi soldi del fondo PNRR e abbiamo colto l'occasione al volo, facendo presente che avevo questa idea riferita anche dai ragazzi di Calatafimi, e è andata in porto e siamo qui. Dopo lo studio pomeridiano c'è uno spazio a Calatafimi Segesta nel contesto a Sasi dove poter fare attività sportive? Assolutamente sì, perché l'attività sportiva per me, come penso per tutti i giovani, è fondamentale, e poi lo sport è vita. Una piccola panca, un qualcosa per gli allenamenti. Da questo stimolo poi siamo riusciti a intercettare un bando con i fondi PNRR e con 35.000 euro abbiamo potuto realizzare questa palestrina all'aperta, che è veramente qualcosa che è stato molto apprezzato. Non c'era un'attrezzatura del genere, adesso Calatafimi ce l'ha, fra l'altro l'abbiamo voluto pure inserire in questo contesto di Sasilandia, dove c'è la restante parte di un parco giochi per i bambini. In questo modo gli adulti, quindi anche le mamme, i genitori che vengono qua per accompagnare i bambini nel parco giochi, possono nel frattempo dedicarsi alla cura del loro corpo. C'è un'applicazione, si può scaricare, c'è il QR code, Compan, c'è un po' da tutte le parti in Italia, in modo tale che si può seguire correttamente l'esercizio fisico da fare. C'è a prendere tutti i dati, ti rimane in memoria e quindi puoi fare i tuoi programmi, ma puoi gestire anche la funzione. Un piano di allenamento, sì, una scheda praticamente. La funzione. Tutto nel solco e nella continuazione per l'amore della città. L'amore per la città e il rispetto del lavoro per il quale sono incaricato. Quello sicuramente. Strumentazioni importanti e di rilievo, perché sono ottimi attrezzi. Offriamo alla città un altro spazio pubblico per poter vivere in comunità, perché non servono solo alla palestra, servono pure per stare assieme, per condividere momenti di aggregazione e soprattutto anche qua a Sasi, dove si vive la necessità proprio di condividere spazi pubblici. Non c'erano spazi di questo tipo a Calatafimi. Se nei prossimi mesi riusciamo a recuperare qualche altro finanziamento, vorremmo potenziare sempre questo spazio con una struttura più interessante, che possa essere un piccolo campo di pallacanestro, un qualcosa che riesca a funzionare come sport di squadra. Il taglio lo facciamo perché
ho voluto con l'architetto Scandariato proprio perché è colui che ha curato tutto il finanziamento e ha curato la realizzazione. Quindi l'assessore allo sport, ma anche i due nostri giovani consiglieri, Antonino Cascio e Giuseppe Calamusa, perché fra l'altro Giuseppe è stato colui che ci ha dato l'input. Auguri alla città, auguri a chi viene a utilizzare questi attrezzi e niente, buon divertimento. 3, 2, 1. Ok. Breve pausa per la pubblicità. A Messina il comune al lavoro contro l'emarginazione e la dispersione scolastica. Vediamo. Un rapporto Save the Children mette in evidenza alcuni dati: l'assenza nelle periferie di servizi per i giovani, per i minori, per la scuola, un dato che viene preso anche dalla CGIL Messina, che lancia l'allarme, che dice il comune di Messina non ha speso fino a questo momento delle risorse importanti proprio per dare i servizi, per combattere contro l'emarginazione, contro la dispersione scolastica. Lei, assessore, da qualche tempo ha iniziato anche a fare un giro nelle scuole delle periferie. Come stanno le cose? Guardi, io ho visitato l'80% diciamo, degli istituti comprensivi di Messina, quindi il quadro comincia ad essere completo. Io posso dire intanto che c'è personale dirigente, personale docente di un livello molto alto. Ho trovato persone molto brave. Ho trovato istituti adeguati, certo è tutto da migliorare. Il tema della dispersione scolastica, per esempio, è un tema che su Messina, dagli ultimi rapporti ufficiali messi fuori a Mister Bianco, Messina è la città che ha meno dispersione scolastica in Sicilia. Quindi bisogna dare merito al signor provveditore, al professore Vadalà, ai suoi collaboratori di quanto stanno facendo. Per quanto riguarda invece i servizi, io vedo lo sforzo che viene riconosciuto dagli stessi operatori scolastici che ha fatto la dottoressa Squini con Messina Social City. I servizi per i ragazzi ci sono, la mensa è partita. Certo, se lei mi chiede è tutto perfetto, no, non è perfetto, ci sono delle cose da fare che si stanno facendo, che si faranno soprattutto nelle periferie. Io ho visitato con la Catalfamo, con il professore Angelo Cavallaro, al villaggio Urra, la Catalfamo e al CEP, al villaggio Urra con il professore Ruggeri, e ho visto delle belle scuole, dei bei dirigenti, del personale docente, ripeto, perché lo voglio ripetere, qualificato. Sono stato alle Vemeo dove ho visto le attività che fanno, le giornate sulla legalità. Io sono veramente contento di questa esperienza che ho, perché la mia visione del mondo della scuola a Messina, mi fermo agli istituti comprensivi, è una visione nettamente positiva. Quanto è importante il capitolo PNRR? Ne sentiamo parlare ormai da mesi, ci sono delle risorse anche lì per l'istruzione, delle risorse per combattere il fenomeno dell'emarginazione. Messina cosa sta facendo? Il sindaco Basile e il vice sindaco, il sindaco Federico Basile e Salvo Mondello, credo che su questo abbiano tutta una serie non solo di progettazioni, perché le progettazioni sono di là a venire, ma di progetti in corso che stanno completando importanti e di altri progetti finiti. Ma le aggiungo ancora che proprio il vice sindaco e il sindaco, sulle segnalazioni che arrivano dalle scuole, su quelle che faccio io, fanno interventi in tempi rapidi laddove è possibile intervenire in tempi rapidi. Quindi il problema risorse è un problema che sta andando nella giusta direzione, cioè stanno facendo questa amministrazione, fa cose concrete per la scuola, e accanto alla scuola non solo a parole ma anche con le strutture. Siamo allo sport calcio, nuovo attaccante per l'Acragas, questo ed altro con Carmelo Lentini.
Giovedì scorso la società biancazzurra ha raggiunto l'accordo per la cessione del 15% delle proprie quote azionarie al manager nisseno Federico Ferrara ed al suo gruppo di amici collaboratori. La novità è trapelata in occasione della conferenza stampa di mercoledì scorso, durante l'intervento del patrono Giuseppe Deni. Massimo Ferraro negli anni 90 è stato uno scopritore di talenti calcistici, una sorta di talent scout, che è riuscito a lanciare diversi giovani nel mondo del calcio, compreso quel Lirio Torregrossa che è andato a finire poi nella Sampdoria. Inoltre il bomber Ernesto Torregrossa, la Lucchese, poi i nisseni La Rocca e Nicoli all'Empoli. Ha avuto collaborazioni di un certo spessore anche con società importanti come Roma, Perugia ed Empoli. Nell'anno 2010 è stato anche DS della Nocerina in Serie C ed un paio di stagioni or sono ha vinto il campionato di eccellenza con la San Gatardese. Intanto la società ha provveduto all'ingaggio di un nuovo attaccante. Si tratta del francese, nato in Guadalupe, Raphaël Mirval, classe 96, per un paio d'anni nelle giovanili del Perugia. È un attaccante, lui ha girovagato per il mondo sino al ritorno in Italia con l'Aglianese. La trattativa è stata portata avanti dal direttore sportivo Beppe Cammarata. Il ragazzo è a disposizione del tecnico Coppa, ma è anche in attesa dei documenti necessari per ottenere il tesseramento. Infine il match di Coppa Italia Trapani del prossimo 15 novembre si giocherà allo stadio Esseneto di Agrigento. Si tratta di una gara secca che mette in palio la qualificazione agli ottavi. In caso di ulteriore pari, dopo 90 minuti si ricorrerà ai calci di rigore. E concludiamo con una notizia di categoria inferiore. Infatti il tecnico Giuseppe Gambino è stato sollevato dal suo incarico dall'Empedoclina. Al suo posto ritorna Angelo Mercante. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.